Hah? Moto. Io il mio amico mi non fida, ma che rimane a buono, fatto giusto. Una volta si no, deve Aleca, dai. Dai, dai, tranquillo. Capisci dopo.
Bravo Henry. Sì, mi declarando. Fino a cominciato. Dai. Quando sono andato via, c'era la macchina, si chiama L'ho hai vista letto i giornali? ho appena letto, sulla cronaca di cose. No. Sicuramente non è Però deve essere attivo. Come è stato? Ti senti adesso? Prova a sentire. Vediamo se abbiamo risolto questo problema dell'audio. Siamo un po' più... Calma. Ho capito. Ok, va bene. Grazie Claudio. Ciao. Forse abbiamo risolto il problema dell'audio. Forse, come vi dicevo, però siamo molto vicini ai campi, quindi ovviamente permettetemi se ogni tanto il tono di voce magari in alcune giocate è un po' più basso. Siamo proprio a bordo campo. Vediamo degli aggiornamenti. Il campo 4, Alessio Dana, ancora lui che conduce la giocata. In questo momento il risultato è di 3-0 contro Galeano Giorgio della società Fortisani. Ancora Dana in bocciata, un altro carro, 3 colpite con un carro. Seguiamo ancora per una decina di minuti il campo. Sì, Paolo. Proviamo a passare sul campo 3-4. Diciamo che bravo Giacomo, bella voce colpita 17. Il Mese sta conducendo per 3-0 in questo momento. Come dicevo, forse Caterina un attimino in difficoltà sui campi. Lei ieri non ha giocato qui in sede perché abbiamo giocato in pochi, ma lei non ha giocato. Sta un attimino in difficoltà sulla giocata a punto. Al campo numero 2 invece il gioco lo sta conducendo Andrea Carlin del Dolada, sta vincendo 2-1 con una mano a favore. Adesso al punto per terra tra i due bocce da giocare.
anche Andrea, nonostante sia un giocatore di casa che gioca per la società Vado, anche per lui i campi non ha sicuramente il favore, non sono i suoi campi né di allenamento né di gara. Ieri sera forse è stato quello, dal punto di vista della giocata a punto, ha avuto sicuramente la media più elevata di tutti. Lui nasce puntatore, è un universale, nasce come puntatore, quindi sicuramente in questa competizione ha sempre fatto valere la sua giocata a punto come punto di forza. Con la prima Andrea non ha aggiunto, va la bocciata per 2, quindi per portarsi sul 4-1. Alta, rimaniamo sul 3-1. 3-1 per Andrea. Campo 4, siamo sul 4-0 per Alessio Danna, al campo 3 siamo 2-0 per Eric Ustoli e al campo 1 in questo momento siamo 3-1. Ha mosso la tabella anche Caterina Venturini contro Giacomo Ornellese. Buon accosto. Ok, grazie Claudio. Sì, sì. Buon, ci sentiamo dopo. Ok. Ciao, ciao Alessio, ciao. Ottimo. Abbiamo risolto anche i piccoli problemini di audio che avevamo stamattina. In questo momento siamo qui. Perfetto, non si parla l'orientamento. Mi dicevo ottimo accosto di Caterina, punto fatto. Ottimo accosto anche di Andrea Carlin, che sta conducendo 3-1 contro Silvio Andricci del 90. Ok, siamo passati al campo 3-4. Come dicevo, sul campo 3 Simone Papa della società Florida, Eric Justolin della società Buttrio. In questo momento il punteggio 2-0 a favore di Justolin, però giocata a favore di Simone. Al punto per terra, ancora una boccia da aggiungere. Al campo 4 invece Alessio Danna della società Beinettese, Giorgio Galeano della società Forti e Sani sta conducendo 4-0 Alessio Danna contro un Giorgio Galeano un po' più falloso. Stamattina vi dicevo che ieri è sicuramente il giocatore che ha impressionato di più qua nei campi di Ponte nelle Alpi. Siamo sul campo 3-4. Papa Simone all'accosto. Come vi dicevo, conduce Eric Houston in 2-0, ma questa è una giocata a favore di Simone. Credo abbia 2 punti e sia il terzo da vedere. 2 punti a terra, il terzo da vedere, quindi sento un po' di rumore in cuffia, forse poco. Oh, adesso si è risolto qualcosina. Ok, sì, abbiamo qualche rumore. Scariche delle nuvole che con l'umidità che c'è, i contatti qua.
4 alla bocciata Alessio Danna, come vi dicevo sicuramente stamattina in questo momento non ho ancora contato un fallo da parte sua. Probabilmente gliel'ho tirata. È il primo errore di Alessio in questo quarto di finale. Conduce lui 4-0. In questo momento la giocata sono una boccia per giocatore. Si fa, c'è il rumore, c'è proprio un sacco di rumore. Scusateci, cerchiamo di risolvere quanto prima questo problemino. Scarichi. Abbiamo appena visto l'accosto di Simone Papa, anche lui giocatore universale, ma sicuramente nel punto la sua punto di forza. Bocciata colpita da Alessio Danna. In questo momento la giocata, siamo ancora una boccia per Galleano, punto a terra per Alessio Danna della Beinette, risultato 4-0. Il campo 3, il punteggio ora è 2-1 per Eric Houston. Partita molto tattica fra Houston e Simone Papa. 2-1, una boccia giocata a testa a costo di Simone, boccia colpita da Eric Houston. Se rimaniamo nel campo 4 c'è Galleano che ha la bocciata per il suo punto colpita, quindi muove la tabella anche Giorgio Galleano. 4-1, conduce Alessio Danna della Beinette. Altro costo ottimo di Simone Papa. Quello che io vedo è questo o questo? Quello che noi va in onda in questo momento. Tutti e due? Cioè stiamo trasmettendo tutti e due di corsia. Perfetto. Ancora altra bocciata di Eric Houston. Saluto i miei amici da 90 arrivati nelle Alpi. Hanno due rappresentanti ai quarti di finale, quindi se c'è qualcuno di 90 che ci ascolta sappia che ha due rappresentanti ai quarti di finale, quindi a Belluno li aspettiamo più che volentieri per seguire le fasi finali del campionato. Vediamo anche due aggiornamenti degli altri due campi. Al campo 1 sta conducendo Giacomo Armelese 5-1. Come dicevo, Giacomo in questo momento è uno dei favoriti contro Caterina Venturini e Butrio. Al campo 2 Carlini sta conducendo 3-1, ora la bocciata per il punto. Corta, punto per Silvio Andricci, quindi risultato 3-2. Il campo 3 ancora Simone Papa al terzo accosto, boccia da bocciare. Simone è sotto 2-1, ha già giocato questo scarto 3 bocce. E una domanda così tanto per uscire dalla gara. Hai visto per caso i campionati Under 14? Sono sceso a San Vendemiano, a Senio di Padova, solo una volta. Direi faccio veramente i complimenti ai miei amici della società Florida perché hanno organizzato una settimana veramente eccezionale, anche perché hanno approcciato a un'altra specialità petanca che nelle nostre zone non viene assolutamente praticata. Non è seguita, sì. Veramente complimenti agli amici della Florida, Gianfranco Papa, Cinzia, Francescon, presidente, veramente una settimana bellissima, e direi anche che il Veneto ha festeggiato. Paolo, cosa dici? Era tanto che Under 14 non vedevamo dei risultati del genere, soprattutto lo scudetto Under 14. Sì, a parte i titoli vinti, ma sono stato piacevolmente sorpreso dai giovani del Trentino. È vero, hai ragione. Hanno portato, diciamo, quando gli Under 23 hanno portato grande Caterina, hanno portato un giovane che
comunque si è qualificato nei quarti di finale. E l'Under 14 hanno avuto la loro squadra nel campionato a squadre, che si è classificata a terza pari merito. Sì. Quindi Sì. diciamo che anche No, hai ragione, hai hai ragione crescendo. Paolo. Fai bene a evidenziare questo. Una grande bocciata di Eric Houston, uno scarto bellissimo questo. 4 bocce appunto di Simone da bocciare, tutte e 4 colpite da Eric con l'ultimo carro, quindi 3-1 per Eric il risultato, anzi 4-1. Hai ragione dal punto di vista dell'aspetto del Trentino, fa bene sottolinearlo. Io sono allenatore della squadra giovanile del Dorado ormai dal 2000 e quindi negli ultimi 13 anni sono stato presente a tutti i campionati italiani di categoria. I ragazzi del Trentino non li avevamo mai visti combattere, nel senso che purtroppo la scuola bocce trentina aveva bisogno probabilmente di un riciclo, perché ricordiamo che anche dalla scuola trentina sono usciti diversi giocatori buoni, negli anni, sì. E sicuramente il movimento si sta riprendendo, il movimento giovanile del Trentino si sta sicuramente riprendendo, e quindi faccio complimenti veramente agli amici del Tublino, perché fino all'anno scorso c'erano loro che davanti all'organizzazione dell'attività giovanile in Trentino e anche della Pedersano, perché ieri qui avevamo un giocatore della Pedersano, mi direi veramente complimenti, e che hanno iniziato a camminare su una strada che sicuramente gli darà delle soddisfazioni con l'andare degli anni. Certamente. E per quanto riguarda il campionato di Serie B quest'anno, l'anno trascorso, 2013-2014, come ti sembra la Ottima bocciata di Giorgio Galeano del nuovo campionato? Ti dirò, Il doppio turno così... credo che in questo momento sia ovviamente bisogna fare dei tentativi, credo che stiamo facendo un attimino dei tentativi per provare a riportare anche gente nei boccodromi, perché io parlo soprattutto a est negli ultimi anni, poi è il pubblico, no, che credo ci fa capire se abbiamo preso un buon, oltre alle partecipazioni anche il pubblico Sì. ci fa capire se ci stiamo divertendo o se stiamo proponendo uno sport divertente oppure se c'è qualcosa da rivedere. Direi che forse è ancora presto per poter fare una valutazione definitiva, perché poi ci vuole sempre un paio di anni di rodaggio, una stagione poi dà dei bilanci, ma si fa fatica insomma a fare un bilancio su un paio di stagioni No, solo. comunque io credo che avendo portato il doppio turno e le prove tecniche o le prove speciali, come vogliamo chiamarle, Sì. nella parte centrale, il pubblico si diverta di più e soprattutto sia più vario, Sì. perché vede più giocare a bocce e nel frammezzo vede anche la prova tecnica, quindi la corsa, il tiro tecnico. Hai ragione Paolo, Perché sicuramente. la maggior parte della gente, specialmente chi ha una certa età, preferisce più che le prove specifiche tipo corsa o tiro tecnico, preferisce vedere giocare le bocce. Hai ragione, Fare la partita sicuramente. tradizionale con, Sicuramente. con tutti i suoi aspetti, sia sotto l'aspetto tecnico sia come sotto l'aspetto tattico, perché non sempre, sì, è chiaro, giocare a bocce bisogna andare vicino al pallino accostando e togliere la boccia a tiro, ma non è così solo semplicemente riduttivo, ci sono poi delle varie tecniche e delle varie strategie di gioco, e credo che la gente sia più abituata a vedere questo che non le prove tecniche specifiche. Hai I ragione. giovani magari, parliamo under 23, giovani dai under 18, loro magari preferiscono le staffette, preferiscono il tiro tecnico, Ma sai, io dove c'è più movimento. penso che abbiamo trovato un giusto equilibrio anche come tempi adesso, con questo turno del veloce, la staffetta e il tiro tecnico nel mezzo, e poi bisogna dire che probabilmente il grosso, secondo me, del cambiamento è venuto anche riportando la quadretta, perché Sì. abbiamo riportato più giocatori in panchina, più giocatori nei bocciodromi, anche da vedere per il pubblico. La Certo. quadretta non si vedono molte gare durante l'annata, soprattutto qui a est, no? Sai anche tu che No. poche ce ne sono. Abbiamo la gara di Spilimbergo, Se guardiamo poche come altre, gare domenica libere, prossima c'è la gara della Chiesa Nuova,
La gara di Chiesanova, la partecipi? Sì, Fai? sì. E vesto i colori della mia ex squadra, perché sai che io ho militato per 2 anni in campionato di Serie A con la Chiesa Nuova, quindi Vesti la torno, maglia del sì, quella è una gara Chiesanova. che vesto sempre con la Chiesa Nuova. Allora, io spero di trovarti con perché molto probabilmente io mi classifico, faccio parte del 90, comunque siamo un bel gruppetto là, e di Voi fate categoria sempre D, diverse quadrette con le gare. porca, Siamo usciti? no, No, sì. è entrato Via. internet. Penso che domenica prossima partecipare anch'io con una bella quadretta di Serie D. Ottimo, Serie allora Ciabatte. Paolo, spero di trovarti. Noi così amichevolmente nel nostro gruppo ci chiamiamo la Serie Ciabatte, e la Serie Ciabatte a volte può giocare bene, può anche giocare male, però comunque qualcuno dice si va sempre solo per vincere. No, ci Io mancherebbe. dico a volte è anche, grazie, a volte è anche bello partecipare, anche se siamo solo 4 ciabattoni, però L'importante è sempre divertirsi, no? Vediamo un attimo un aggiornamento Sì. di quello che è venuto nelle ultime giocate. Al campo numero 1 c'è Giacomo Armellese che conduce per 5-2 in questo momento e ha lo scatto a favore, punto a terra, una boccia Caterina e 2 bocce Giacomo. Al campo numero 2 c'è stato il sorpasso di Silvio Andricci, che conduce adesso 4-3 contro Andrea Carlin. Hanno appena ricominciato la nuova giocata. Al campo numero 3 Eric Houston, dopo, come dicevamo lo scarto precedente, che ha fatto 4 colpite con Carrò, che sta conducendo in questo momento per 5-1 contro Simone Papa. E al campo numero 4 si è ripreso Giorgio Galeano, sono 4-3 a favore sempre di Alessio Danna, tra giocate a favore di Giorgio Galeano. C'è stato qualche errore, gliel'ho proprio tirata a Paolo, probabilmente a Alessio, perché ho detto che non aveva ancora fallito. Nel momento in cui l'ho detto ha sbagliato la doppietta. sì. E tornando, Renato, sul discorso delle gare qui all'est, vediamo che sia le gare di Serie A, che sono ridotte al lumicino perché sono Pallino salvezza, 3 in tutto. anzi per punti, scusatemi, di Giacomo. Giacomo ha preso Pallino il per pallino 1, per punti. 6-2 per lui, conduce in questo momento. E le gare di Serie B sono a livello regionale, quindi sì, ce n'è qualcuna. Ma cosa ne penseresti? Ottimo accosto di Andrea Carlin. Sì, scusami Paolo. Cosa ne penseresti se ci fosse una proposta, magari avallata anche dal comitato per il prossimo anno, di portare tutte le gare a punteggio? Quindi far giocare gli A con un D, un B con un C, Sai, in maniera anche che qui comunque tutti abbiano la possibilità di giocare, e soprattutto anche i giocatori di Serie A, perché se guardiamo attualmente i giocatori di Serie A fanno soltanto una gara, 2 gare. tu hai ragione, questo credo che sia un argomento un po' spinoso sul quale dover dare un commento, perché penso che il movimento sicuramente in questo momento ha un gap, che è un gap portato probabilmente dal basso numero di giocatori. Io parlo ad est ovviamente, perché Certo. io, se guardando bocce in volo, guardando il sito della federazione, vediamo che a ovest le gare di Serie A hanno delle partecipazioni un po' più numerose, perché non sempre, avendo sempre la concomitanza anche della Coppa Europa, anche diverse società sono sempre impegnate in queste manifestazioni, poi le gare di calendario di conseguenza dal punto di vista della partecipazione ne risentono. Però diciamo che gare anche quest'anno, anche di Serie A, tu hai ragione, ne sono state organizzate poche, però quelle poche non hanno visto, addirittura una manifestazione è stata annullata per 11 partecipanti. Allora è ovvio che dobbiamo cercare una formula, cercare la maniera anche per far giocare
i giocatori di Serie A, però poi sai, se non ti iscrivi alle gare poche che ci sono, poi fai fatica anche a dare un commento, a fare una protesta, perché Sì. ti dicono ci sono 4-5 gare, quelle bisogna andare a farle, insomma bisogna partecipare, e questo è un po' anche qui a Belluno l'argomento Il tiro della sbagliato, settimana. hai visto che è sbagliato quello di Papa? Sì. Alta 1 metro. Simone è un po' impreciso in bocciata stamattina, come dicevo fa anche un po' freddo, quindi ne stanno, soprattutto nella bocciata, i giocatori ne stanno risentendo stamattina. Comunque Paolo, ti dirò che il numero del pubblico sta aumentando e sono molto sì. molto contento anche per il presidente Giorgio Salvador, che era un po' in pensiero visto il maltempo di ieri su cosa potesse succedere Sì. oggi. E con le telecamere non inquadriamo l'esterno, però vi posso assicurare che abbiamo un contorno di nuvole che è pazzesco. Non Sì, è che direi proprio di siamo- sì, stamattina. Beh, l'importante è che non piova, Paolo, perché se l'importante è che succede non quello che è piova, successo sì. ieri, poi vi giuro, Sai, anche sono qua che perché faccio gli gli scongiuri. scongiuri, anche perché ho quelle 2 telecamere là in fondo che se comincia a piovere devo per forza andarle a coprire e non so come potrei fare poi per riprendere. Vabbè, comunque Al campo numero 2 in questo momento stiamo vedendo scarto a favore di Andrea Carlin, che è al punto a terra, ancora 2 bocce da giocare, il punteggio è 3-4 per Silvio Andricci e 90. Al campo numero 1 Giacomo Ormelese conduce 6-2 contro Caterina Venturini. Adesso c'è un ottimo accosto di Caterina che ha fatto il punto. Al campo numero 3 sta conducendo Eric Houston, come vi dicevo, probabilmente questa mattina ha fatto vedere fino adesso le cose migliori. Paolo, cosa dici? sì, Molto preciso in sì, bocciata. preciso Ah, e soprattutto belli quei 2 carrò che ha fatto sì, all'inizio. sì, direi proprio di sì. E al campo 4 si è ripreso Giorgio Galeano che ha sorpassato Alessio Dano, sono 5-4 in questo momento. Il primo accosto di Giorgio, 50 dietro il pallino, boccia colpita adesso da Giacomo Ormelese per il punto, quindi Giacomo conduce 7-2. Il tempo è manca 1 ora e 18 minuti. Adesso la bocciata ancora Eric Houston, probabilmente da dire tiro, Paolo, non dico più giù, non dico più niente delle medie che ogni volta che nomino un giocatore la bocciata dopo. Ma la prima volta Prima boccia che sbaglia ci Eric sta, stamattina, comunque sì. dopo 45 40 minuti. minuti di gioco, insomma. Direi proprio di sì. Adesso secondo punto di andare in un posto veramente difficile lungo la linea laterale a 16 metri e mezzo, quindi Andrea ritorna avanti 5-4. Ricordiamo l'arbitro di gara, il signor Bertino Inca, sempre precisissimo. Saluto anche gli amici di Pedavena che sono venuti a trovarci, Mirko dalla Porta. Vedo Alessio un po' in difficoltà adesso, Alessio Dana, Paolo, è partito veramente bene, 4-0, preciso, si è un po' disunito. Sì. Alessio è uno dei favoriti, come dicevo ieri sera. Io direi di seguire appunto, seguiamo appunto adesso il campo 3 e 4, i campi 3 e 4 così. Ti dirò, ieri sera Alessio ha avuto una partita di 2 volti, era sotto 8-3, poi ha colpito un pallino a salvezza a 17 metri e si è completamente poi girata la partita finita a 13 a 10 per lui. In questo momento è uno scarto a sfavore perché è già la terzo accosto Alessio contro la prima boccia giocata a Galeano e neanche in questo momento l'ha fatto, quindi ultima boccia per Alessio Danna contro tutte ancora di Giorgio Galeano, mentre al campo numero 3 ha marcato ancora Eric Houston che in questo momento conduce 7-1 contro Simone Papa. Simone un po' in difficoltà, Paolo, noi che lo conosciamo, vero? Un giocatore veneto un po' in difficoltà, un po' nervoso questa mattina. Eric comunque fino a questo momento perfetto. Ricordo che ieri sera per arrivare qui ha battuto il nostro Fabio Carlin che era in grande forma,
credetemi, se Io da Eric, tecnico. l'ultima volta che l'ho vista è stato su una gara di Serie B a Tiezzo, dove è entrato negli ottavi di finale con 45 coppie di Serie B sulla gara di Tiezzo, e l'ho visto colpire a 17, colpire molto bene. Beh, diciamo che Eric è cresciuto molto negli ultimi anni, come vi dicevo, avendolo visto in attività giovanile per diverso tempo, diciamo che negli ultimi anni ha veramente migliorato tantissimo sia il suo rendimento che probabilmente anche la consapevolezza nei suoi mezzi, e quindi altro ottimo accosto per lui nella nuova giocata, bocciata a 50 davanti al pallino. Ma meno di 50, Eh sì, infatti Simone va alla bocciata. sarà un 30 centimetri. Adesso ottimo accosto di Andrea Carlin. Saluto anche il nostro amico Giovanni Iel, telecronista di livello internazionale, a cui lascerò la parola oggi pomeriggio. Simone bocciata colpita. Saluto anche Luciano Boff, il comitato di Belluno. Vi giuro, l'affluenza in questo momento quasi disperata a Ponte nelle Alpi, veramente conterò quasi, siamo a più di 100 persone ormai, direi proprio di sì. Quindi un'ottima risposta del pubblico bellunese a questo campionato italiano. Altro ottimo accosto di Giacomo Ormellese, che sta sempre conducendo per 6-2. Giorgio Galeano della Forti e Sani, che ha uno scarto a favore, credo che marchi 3 Paolo, quindi è partito deve essere 8-4, adesso vedremo se ho visto, o 2 o 3. Altro ottimo accosto di Andrea Carlin, che in questo momento conduce 5-4, e ancora un altro accosto ottimo di Eric Houston in Paolo. Sì. Houston sta facendo veramente un individuale di alto livello. Simone è un po' in difficoltà. Sotto stress. Sì, sicuramente. Punteggio a 7-1 per lui, ha già fatto un accosto con una bocciata colpita da Simone. Dicevo Paolo, stiamo passando il pubblico, veramente una risposta incredibile per Ponte, veramente rimango stupito in primis, perché le tribune voi non le potete vedere, ma credetemi si stanno affollando. Vediamo la bocciata di Simone, seconda bocciata dello scarto per lui. Preso Il pallino non so se l'aveva segnato Paolo, non aveva no, segnato da come è il gesto di stizza di Simone credo proprio di no, comunque. e quindi giocata in difficoltà. Vedo un Simone nervoso Paolo, lui è un giocatore un po', Sinceramente, però comunque, anche se l'andazzo della partita com'è, io avrei segnato il pallino, anche se comunque siamo se era la seconda, lo boccerà, lo segnerà adesso, anzi, sicuramente adesso lo segna. Altro fallo anche di Silvio lo segna, Andricci. però arrivato a questo punto ti trovi con una boccia sotto, con il rischio, con una boccia quasi a biberon, di perdere 3 punti, perché se Lo questa segna ne adesso, sbaglia, vediamo adesso. Adesso ha segnato Boccia e Boccino, ricordiamo Simone Papa, società Florida, ex campione italiano, under 23, scusate, under 18 a coppie con Stefano Pegoraro, bocciata alta. Adesso Simone lo vedo un po' in difficoltà, una boccia da giocare, punto dell'avversario, che ne ha ancora 2. Alla bocciata anche Andrea Carlin, all'altra bocciata Andrea per 2. Andrea conduce 7-4 in questo momento, mentre come dicevamo al campo numero 4 si è messo in moto Giorgio Galeano, perdeva 4-0, adesso siamo 7-4 per lui. Come vi dicevo ieri, sicuramente il giocatore che ha avuto il rendimento migliore. La prima partita non ha sbagliato neanche una bocciata e si è sicuramente candidato alla vittoria finale, avendolo visto lo stato di forma in cui è arrivato qui
da Cuneo. Ricordiamo un giocatore milita nella Forti e Sani di Cuneo. Alessio Dana invece milita per la Beinette. Che ha fatto la Venturini Anche a 17. la Caterina si è messa in moto 6-3, sta recuperando qualche punto, ha aumentato la sua media di accosto, vero Paolo? Sì. Rispetto all'inizio della partita. Vediamo Alessio Dana adesso in difficoltà, ha un accosto, boccia bocciata, c'è la boccia di Giorgio, 1 metro corta, lo prende ma non bello. La bocciata ottima di Giacomo Medese, dicevo Giacomo è arrivato qui in gran forma e anche lui si candida a avere in mente la vittoria del titolo finale. E a beneficio di chi ci sta guardando, volevo informarvi su quello che vedete sullo schermo. Qualcuno mi ha contattato per dire che si vedono 2 pallini rossi negli schermi. Allora, voglio informarvi che non è un problema di visione, è proprio vero quello che vedete, perché comunque avendo delle videocamere non professionali non si riesce a togliere quel pallino indica che la telecamera è in funzione e sta registrando, e qualcuno può dar fastidio, però purtroppo non posso toglierlo e mi scuso se può eventualmente dar fastidio, però quello indica che la telecamera è in funzione e che sta registrando. Come dicevamo sulla partita, Simone Papa, Simone aveva sbagliato la botta, in difficoltà. Però a questo momento di Silvio Andricci, mentre al campo 4 che stiamo seguendo in questo momento Giorgio Galleano contro Alessio Danna. Giorgio conduce 7-4, però ha avuto un accosto difficile, uno scarto questo qua un po' particolare. Adesso Giorgio probabilmente ha avuto una giocata fortunosa, toccando la sua corta addirittura deve aver fatto 2, sono una boccia a pari per lui e Alessio Danna, quindi la prossima Giorgio avrà la bocciata per 2 se Alessio prende il punto. Mi ricordo Alessio Danna, vincitore dell'Europa League delle bocce, Coppa Europa con la squadra del Lussemburgo, il nostro amico bresciano. Sì. Vediamo un po' cosa combinano là. Eric all'accosto, conduce 9-1, come dicevo, punto preso da Alessio, quindi adesso Giorgio Galleano l'ha bocciata per 2 punti e quindi per dare uno strattone alla partita, perché 7-4 bocciata per 2, 9-4. accosto sbagliato di Eric, che è andato piuttosto largo. Sì. Errore di Giorgio Galleano e quindi 7-5, partita che rimane completamente aperta, poteva essere uno strappo decisivo questo. Sì. Si è ripresa come Caterina Venturini. Paolo ha fatto 3 accosti e 17 da bocciare, terza bocciata per Giacomo, bocciata per il punto, sicuramente si è ripresa. Ha scordato una brutta giocata invece Andrea Carlin, che le ha giocate tutte sulla prima boccia di Silvio Andricci, primo accosto di Silvio, la bocciata Giacomo, bocciata colpita di Giacomo. Stanno giocando praticamente dai 16 metri in su, Paolo, Caterina
e Giacomo conduce 7-3 in questo momento. Vediamo la costa di Papa. Vediamo se Simone si è un po' Sembra ripreso, corto. ma lo vedo un po' in difficoltà Simone. Sì. Direzione Sì, giusta, però sì, corto lo di vedo un po' in buoni difficoltà. 80 cm. Quindi credo non prenda il punto, anzi non lo prende. Anche se comunque la boccia di Eric è molto larga, non credo arrivi a prendere il punto. Nuova giocata anche per Alessio Dan e Giorgio Galeano, punteggio 7-5, prima boccia 80 cm di Alessio. E andiamo a scarto numero 2 invece Silvio Andricci e Andrea Carlin. 7-4 per Andrea, Silvio 2 punti a terra in questo momento, una boccia da giocare, quindi un 7 pari nelle mani. Vediamo l'accosto di Giorgio dopo il brutto errore che poteva portare la partita sul 9-4, errore che gli è costato il 7-5. Prende il punto. Silvio non aggiunge, quindi 7-6 tra Carlin e Andricci, 7-3 fra Caterina e Giacomo Almellese. Eric Hughes conduce 9-1 e Galleano Danna 7-5. Adesso buon accosto di Simone, vediamo se Simone si riprende un po'. Paolo, Ma adesso è sotto di bocce, quindi temo che sarà un altro scarto a favore di Eric, ma vediamo come andrà. Adesso un ottimo accosto di Alessio Danna, imbocciata Giorgio Galeano, bocciata anche Eric Hustulin sull'accosto di Simone Papa, colpita. Sì, Eric Hustulin ha fatto un'ora di finora gran ha boccia. sbagliato una sola boccia Sì. al tiro. E Un'ora di adesso grandi bocce. 2 bocce larghe appunto. Guarda Giacomino come è andato dentro appunto. Si sta scaldando l'ambiente, si sta scaldando. Altro errore, secondo errore consecutivo per Giorgio Galeano. È stato molto preciso fino a questo momento. 2 bocciate, 2 errori. Una cosa ho notato su questa prima ora di gara, Dimmi Paolo. che comunque a tutti piace giocare lungo. Sì, Da sono metà campo in su. partite molto tecniche questa mattina. Non abbiamo visto particolari giocate nel corto. Bello il Partite tiro di Caterina che ha preso la tecniche, boccia tattiche. pulita. Sì, hai ragione. Sicuramente abbiamo visto poche giocate sotto i 15 metri. Sì. Ancora alla bocciata Galeano. Pallino salvezza colpito da Giorgio Galeano. Bravissimo. 7-5, si ripete la giocata. Grande Giacomo, guarda che a costo passato in mezzo a 2 bocce. Vediamo la ventunica adesso. Scusate la comunicazione di servizio, entra il microfono. Altro buon accosto di Giacomo, visto Paolo, no? Sì, è passato in Caterina mezzo a 2 bocciata. bocce da Caterina da Caterina. filata leggermente. Ancora un'ottima bocciata di Eric. Colpito. Punto a terra, una boccia pari. Questi giocatori mi stanno mettendo in difficoltà perché tutte le partite sono belle da vedere. Sì, non sappiamo quale seguire Paolo, però effettivamente forse quella fra Hustulin e Papa un po'. Da seguire perché ci sono costi stupendi da una parte e dall'altra, tiri bocciate da una parte e dall'altra. Stanno
stanno giocando veramente bene. Sì, 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 assolutamente. Altra bocciata di Caterina, Vita, che va molto bene. Adesso ha lasciato però la bocciata per il punto per Giacomo con un carro. Andrebbe 9-3, darebbe uno strappo alla partita sicuramente. In questo momento manca un'ora esatta al termine delle partite. La bocciata anche Andrea, un po' impreciso in bocciata stamattina Andrea Tiera. Forse giocare in casa non è sempre facile, vero Paolo? No, non è facile per niente. Io Andrea me lo ricordo nell'anno che era alla Graffi Studio. Ah sì, Andrea ha militato, ha vinto lo scudetto, ha vinto lo scudetto nella Studio Serie B. Sì. Bocciata colpita da Giacomo 8-3. Altra carro di Houston per uno solo, quindi Houston conduce 10-1 in questo momento. E ti dicevo, l'ho visto giocare, era una coppia ben assortita fra Beakovic e Andrea. Eh sì, anche Andrea ricorda sempre l'esperienza della Graphic Studio, veramente positiva, bellissimo gruppo. La squadra del mio amico Marco Tedesco. Era una coppia giovane e comunque non ha mai dimostrato di soffrire l'incontro per farsi prendere nervosismo, sempre calmi, tranquilli. Ah sì. Intanto abbiamo visto un ottimo accosto di Giorgio Galeano, una boccia 40 larga di Alessio Dana l'ha fatto e Alessio gli restituisce un grande accosto. Ah sì. Partita tirata al campo 4 Paolo, ne vedremo delle belle la partita del campo 4. Io direi di seguire il campo 4 per il momento, sì. perché Sicuramente in questo momento è la partita che sta facendo vedere di più. la rincorsa, Bella baciata di Giorgio. presa bene. Dana deve andare all'accosto. Il punteggio è 7-5 per Galeano, che ha appena colpito il pallino salvezza con la terza boccia. Un altro buon accosto di Silvio, che è passato in questo momento a condurre con i 2 punti che ha a terra, 8-7 su Andrea. Ricordiamo che al commento abbiamo Renato Salvador e regia Paolo Canevarolo. Altro buon accosto di Giacomo. Anche Giacomo stamattina molto quadrato, preciso, Sì. Pochi errori. Ma Giacomo, Lui e Eric sicuramente i più Giacomo precisi dall'inizio stamattina. dell'anno Sì. sta facendo veramente delle cose egregie. È arrivato 2 volte primo, una volta È con suo un papà. argento a Terni, campionato di Serie B, qualche settimana Campionato di fa a Serie Marene. E l'ho visto, ero lì anch'io a giocare, ero nella mia pool tra l'altro. Paolo Ha fatto Giacomo il secondo, ha poi partito ricordiamo che ha male, fatto il poi grande manifestazione per Giacomo. Sì. Poi anche nella gara che avete organizzato voi qua del Dolare, Sì, l'ha vinta lui. ha fatto il secondo posto insieme a Vecchio. Sì, al papà. Ancora ottima bocciata di Giacomo, veramente quadratissimo stamattina. Anche se Caterina sta, dopo una partenza un po' difficile, lo sta mettendo in difficoltà. Sì. Caterina ha avuto nella parte centrale della prima parte di gara
ha dovuto giocare molto in accosto e ha giocato anche molto bene in accosto, costringendo sempre Giacomo alla bocciata. Vediamo là. Ottima giocata di Galeano, credo, non so se forse ha fatto un prendi e vai, credo abbia un punto solo a terra, ancora una boccia da giocare. Alessio che sta valutando, credo sia uno solo, deve averla bocciata per 2, Galeano si decide di bocciare, però non è una bella bocciata, decide di andare alla bocciata, ricordiamo il punteggio è 7-5 per lui, bocciata per 2. Anche Andrea ha colpito bene. Me ne è andato sotto 8-7, dopo vinceva 7-4, Sì. 2 scarti non precisi da costo. Seguiamo la bocciata di Galeano. L'ha toccata, l'ha toccata, Paolo si è mosso la boccia. 1 per lui, quindi sono 8-5. La bocciata anche Caterina che sta veramente anche a 17 metri, che non è la misura per il femminile, Paolo, sì. perché siamo oltre la loro misura, molto bene, molto preciso. Sì. Altra bocciata di Giacomo, vediamo Giacomo che va alla sua bocciata. Buon accosto di Simone Papa, poi sotto di bocce, 3 bocce contro una. Adesso vediamo la bocciata di Giacomo, poi passiamo. La boccia fuori di Silvio. Non l'ho vista da qua, Paolo. Bocciata di Giacomo. Alta 10 cm. Quindi siamo 8-4. Partita ancora tutta da giocare, E Caterina ha fatto un po' di Eric sta riprendendo. Buon accosto anche di Andrea Carlini, 90 dietro, difficile. Doppio errore di Eric Houston. Era stato il più preciso fino a questo momento, una brutta doppia. Adesso sono una boccia pari, punto di Simone Papa, 15 cm davanti del pallino. Non sia una visaglia, non sia Eric, ogni tanto vada qualche. Vediamo. Tiro, sono 2 giocatori molto nervosi, forse per minare la partita del nervosismo, sicuramente 10-1 per lui, sta portando lo scarto a suo favore, è un bellissimo accosto, si ferma dietro Simone, quindi punto a terra rimane di Papa, però sicuramente ha coperto molto bene. Anche Alessio Danna colpisce la prima boccia giocata di Giorgio Galeano. Comunque vedo un po' in difficoltà Silvio in questo momento, ha già bruciato 2 bocce Paolo, il punto di Andrea 35, 40 dietro il pallino, punteggio 8-7. Comunque Eric gli ha messo una boccia attaccata a quella di Simone e sono a 20 cm dal pallino. Non dovrebbe vendere, ma credo che la giocherà corta e si terrà il punto. Vediamo, grossi rischi non ha, forse del pallino, ma il pallino altro buon accosto di Giorgio Galeano. È dietro la boccia, non dovrebbe vendere. Silvio rimane in campo però corto, quindi Andrea ha 2 bocce da giocare per aggiungere. Altro buon acquisto anche a costo di Giacomo. Vediamo Simone, ma hai ragione tu. No, è corta. Uno solo, 10-2, 50 minuti al termine delle partite. Si sta scaldando un po' l'ambiente, Paolo, cosa dici? Sì. C'è più mormorio, giocatori un po' più tesi. A seconda boccia colpita da Danna, 2 su 2 lo sta scarto venendo per anche lui. uno spiraglio di sole. Sì, speriamo.
Ricordiamo che se i nostri amici vogliono venire a Ponte nelle Alpi oggi pomeriggio ci sarà anche la banda comunale a Rigo Boito. Simone prova ad andare a riprendersi la partita, pallino a 17 su un fianco. Lo dice Paolo, ci deve provare perché il tempo inizia a venirgli contro. 10-2, altro terzo a costo perfetto di Giorgio Galeano. Visto che tu ieri non li hai visti, per quello che hai visto fino adesso, Paolo, cosa dici? Chi vedi come tuo favorito? Sai che i pronostici fa sempre fatica a fare dei quarti di finale, ma cosa dici? Io direi che comunque i papabili potrebbero essere Giacomo Ormellesi, Eric Houston, i più papabili, e Galeano È l'outsider, vero? Infatti sì. vi abbiamo elencato adesso terza bocciata colpita con Carro per Danna. Sì. Io direi che questi tre sono i più papabili. Non mi sbilancerei tanto perché comunque se vogliamo buttarla anche sul calcio, abbiamo visto che il Brasile ieri ha preso una bella bastonata dall'Olanda 3-0. Sì. 10 gol in 2 partite, neanche una squadra del patronato lo fa altrettanto, però. Ti dirò, Galeano è un po' l'outsider, perché quando prima mi hai visto parlare un po' con i giocatori per avere il loro palmarès, Giorgio è vergine dal punto di vista dei piazzamenti ai campioni italiani, quindi sicuramente l'outsider, però credimi, io lo conosco da diversi anni che con la carovana dell'Under 18 e dell'Under 23 Giorgio è un buon giocatore. Non ha mai raccolto quello che in realtà nei campi ha fatto vedere, Sì. però sicuramente avendolo visto giocare ieri è arrivato qui in gran forma. Io non l'ho mai visto, lo vedo oggi per la prima volta. Però molto preciso, poi anche in campo, vero? Sembra Sì, freddo, sì. pochi gesti di nervosismo, sinceramente proprio un bel giocatore. Facciamo un po' anche di procuratori, Paolo, qua, per le squadre dei campionati di Serie B e C. Facciamo promotori. Sì, ci facciamo promotori dei ragazzi. Giovani. Altro è ottimo a costo di Andrea Carlin, che è passato a condurre 10-8 dopo un brutto scarto di Silvio Andrici. Bocciata di Giacomo, che però credo abbia carambolato, Paolo. Sì. Ha carambolato anche la sua. Giorgio Galeano lo vediamo con la maglietta verde, il campo numero 4, Società Forti e Sani, contro Alessio Danna, che dopo un ottimo scarto è tornato a rimarcare punti. Altro errore di Silvio Andrici, un po' disunito Silvio, vero Paolo, negli ultimi 2 scarti? Silvio si è disunito. Ricordiamo un po' il palmarès di Silvio, ha vinto il titolo italiano di seconda categoria nel 2011, terzo tiro progressivo in Valle d'Aosta, in cui avevo l'onore di fare il capo spedizione Veneto in quell'occasione. Silvio aveva fatto veramente una bella competizione, però negli ultimi anni, tu che sei del 90, ha abbandonato un po' le corse Silvio? No, non è che l'abbia abbandonate, è che è un periodo che non riesce a fare quello che vuole come prima. Io l'ho visto anche nel campionato, nella selezione dei campionati italiani a Terne, e nell'ultima partita ha avuto un calo enorme. Se un rimprovero gli si può fare è quello di non essere costante. Ha delle ottime giocate e poi inspiegabilmente cala, Tutta boccissima, lunghissima. la partita che sta prendendo una piega. Altra bella bocciata di Giorgio Galeano con Carrò, la prima boccia impallinata di Alessio Danna. Adesso stiamo seguendo Danna. Danna. Abbiamo visto il tiro. punteggio 8-6, la partita forse è veramente il quarto più interessante, tra Sì. Danna e Galeano.
I giocatori di campi ottimo interessanti- livello. I campi interessanti a mio avviso sono il campo numero 2, Andrea e Silvio, Andrea e Silvio, altro secondo a costo di Andrea molto buono, 20 e il gare campo al torneo. 4, e il Il campo campo 4 4, con Danna e Galliano. Ah, sì, sicuramente. Non per togliere merito agli altri giocatori, ma diciamo che nel primo campo Ormellese e Venturin siamo sul 10-5 e quindi una partita un po' a senso unico. Nel secondo campo, che è il campo che più si alternano i giocatori, siamo 10-8, no, leggo male, 7-8 per il Dolada. Nel campo 3 Justulin Papa Altra seconda siamo bocciata 10-2 perfetta di Giorgio. per Justulin. E quindi i campi dove il risultato è molto più in bilico appunto è il campo numero 2 e il campo numero 4. Vediamo la bocciata a Silvio, sono Silvio costo la di bocciata. Andrea, boccia colpita, quindi ci sono Bravissimo. due bocce Andrea da giocare, Silvio non ne ha più, vediamo come Andrea approccerà lo scarto. Intanto se mi permetti Paolo, volevo portare ai microfoni anche uno dei nostri pupilli, Fabio certo. Carlin, che ieri sera ha perso contro Eric, una partita tesissima, 13-12, per arrivare era il nostro favorito. Adesso ve lo introduciamo. Fabio Carlin, per tutti i giocatori, i giovani, i giocatori del Bocce, conosciutissimo, ha vinto lo scudetto con la Boccia Friadolana nel 2011, oltre al titolo italiano a Terme con Mattia Rossi e Mauro Carlin. Carro di Andrea Carlin, Carro di Andrea Carlin per il 12-8. Permettetemi, ogni tanto sono un po' di parte. Eccoci qua, vi presento, è arrivato con noi Fabio. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti. Dicevamo un po' abbiamo parlato un po' della tua partita ieri sera e ci hanno detto che è stato sicuramente l'ottavo di finale col tasso tecnico e teso più elevato di tutti. Io non c'ero contro Eric, vero che stamattina ci sembra Eric il più quadrato di tutti, cosa dici tu? Sicuramente è stata una bella partita, abbiamo giocato entrambi a livelli alti, lui qualcosa in più, infatti è riuscito a vincere. Stamattina conferma lo stato di forma e tanto di cappello a lui. Eric, anche tu sei qua da stamattina che segui dall'inizio, cosa dici? È il più, mi sembra il più, fino alla mano, il più preciso. In bocciata ho visto proprio bene, in accosto, anche se Simone l'abbiamo visto un po' in difficoltà, l'abbiamo sottolineato diverse volte con Paolo, forse un po' in difficoltà sui terreni. Simone nasce come puntatore, quindi fa di quello la sua forza, però Eric veramente è arrivato in gran forma, cosa dici? Sicuramente se continua così sarà dura vincere contro di lui. Sicuramente anche Giacomo sta tenendo livelli Sì. notevoli. Chi vedi come tuo? Fai un nome, sbilanciati io un attimo e non già- essere di parte perché c'è No, tuo fratello, sicuramente. però l'ho già sottolineato anch'io che Andrea, essendo universitario, non è in uno stato di forma proprio perfetto in questo periodo, però sicuramente l'abbiamo detto, l'Under 23 individuale è la sua categoria, è la sua competizione, quindi è sempre un osso duro. Facci un nome, cosa dici Ma tu? io, oltre ai già favoriti Giacomo e a questo punto Eric, vedo bene anche ragazzi da Fortisano, Galeano. Galeano, che anch'io. sta Ti facendo aggiungi una alla mia... grande alla mia partita scelta. contro sicuramente temibile Solano. Intanto si conclude lì la partita al campo 1. Giacomo Ormellese è il primo semifinalista di questo campionato italiano del 23, ha battuto 13-5 a Caterina Venturini. Come hai visto Giacomo, tu che lo conosci molto bene, avete fatto tutti gli under 18 insieme, cosa dici? Ho detto che quest'anno veramente l'annata ha avuto una crescita nell'ultimo anno. Giacomo probabilmente ha acquistato un po' di consapevolezza nei suoi mezzi, cosa dici tu che lo conosci molto Il bene? miglior Giacomo che io abbia mai visto sicuramente, appunto in bocciata
solido e sarà difficile fermarlo. Sicuramente ha consapevolezza nei suoi mezzi, è importante. Adesso vediamo se riusciamo ad averlo qui ai nostri microfoni, fra un po' anche Giacomo. Campo 4 la partita, 6-9 per Galeano. Dicevo, Galeano è un po' l'outsider, no? Perché stamattina abbiamo fatto il giro un po' dei ragazzi e effettivamente del palmarès è quello che è un palmarès vergine e tricolore, dicevamo, di Galeano, però sicuramente è arrivato qui. La prima partita l'abbiamo vista insieme ieri, la prima non ha sbagliato neanche una bocciata, direi è arrivato veramente concentrato, poi anche un bel giocatore da vedere, tranquillo, nessun gesto di stizza. Cosa dici? No, sicuramente in campo ha un comportamento, Sì. dice bravo Grande accosto di Andrea Carlin, quando è bravo. secondo 2 su 2. Silvio rimane con 2 bocce, credo che andrà sul pallino. Adesso cosa dici? Si è assegnato il pallino. Vai. E il pallino va a colpire. Io penso che se sbagli la partita abbia preso una piega per i colori granata. Ripeto, ogni tanto portate pazienza, sono parziale, ma fare il lavoro di allenatore e telecronista diventa un po' difficile. Pallino alto di Silvio e credo che l'incontro sia deciso. Altra boccia bruciata di Alessio, ha fatto diversi errori in accosto proprio sul lato sinistro del campo. Cosa dici? Quello, tu conosci bene quel campo lì, è un campo un po' difficile, però È uno dei campi più difficili. forse Alessio si è trovato un po' in difficoltà. La boccia è comunque di Giorgio è larga, ma ha cercato di giocarla più vicino possibile, ha giocato fuori. Vi volevo portare i microfoni di Giacomo Mellese, appena vinto l'incontro, è uno dei favoriti per la vittoria finale. Non te la tiro, so che stamattina l'ho tirata a tanti. Intanto si conclude l'incontro al campo numero 2, vince Andrea Carlin che si qualifica anche lui per la semifinale. Quindi abbiamo i 2 semifinalisti, ma abbiamo qui i microfoni adesso Giacomo Mellese. Giacomo, ti introduco un attimo, anche se dicevo prima, ho letto il tuo palmarès, non hai bisogno di introduzioni, ma sei in un anno veramente uno stato di forma eccezionale. Vieni da un argento a Terni al campionato under 18, di Serie B a Marene, che eravamo insieme, e ho sottolineato più volte stamattina che quest'ultimo anno sei in uno stato di forma eccezionale, probabilmente hai acquistato un po' di consapevolezza nei tuoi mezzi e sicuramente sei uno dei favoriti per la vittoria finale. Come ti sei trovato qui a Ponte nelle Alpi, come questa competizione, cosa hai da dirci a caldo visto che sei il primo semifinalista? Posso dire che tanto facile non è stato, perché comunque tutte partite abbastanza tirate, anche se sono riuscito a gestirle in modo abbastanza buono, perché comunque sto giocando abbastanza bene per fortuna, e adesso vediamo cosa si può fare. Intanto sul gradino del podio già sono felicissimo, più che felice, e tutto ciò che viene adesso va bene. Ogni partita ha la sua storia e vediamo, dai. Cosa ci dici? Finalmente siamo riusciti a portare l'Under 23 in Veneto. So che è il primo anno di Under 23 per te, però a fare questo tentativo di portare a Belluno, Belluno sono dei campi che conosci, hai appena fatto anche un ottimo piazzamento qui alla gara di Serie B che abbiamo organizzato a Dolada. Cosa dici? Cosa ci dici dell'organizzazione? Io spero che ieri abbiamo bypassato un po' i problemi di maltempo che abbiamo avuto, abbiamo cercato di creare un evento, hai visto ieri sera con la musica, la DJ, abbiamo avuto gente fino a tardi. Un'idea su questo mix di aggiungere, di coordinare insieme musica, divertimento, avere un momento di aggregazione e le bocce, ci sembra un'innovazione, cosa ne pensi? È un'innovazione e oltretutto è una gran cosa, perché comunque siamo giovani, per fortuna ci avete dato anche la possibilità di divertirci, e comunque anche se ieri ha piovuto, siamo andati distanti, non c'è problema, capita, il tempo è questo, non possiamo gestirlo noi purtroppo. Oltretutto abbiamo la fortuna comunque di giocare in Veneto, cosa che non mi sembra sia mai successa in Under 23, ecco. E si è anche visto i numeri, gli anni scorsi mi sembra che sopra i 30, sono 23, l'anno sì, scorso 23, quasi il doppio quest'anno. E quest'anno siamo il doppio quasi, e quindi sì, si vede anche i numeri, i risultati. Poi ho visto anche un bel livello da diversi giocatori.
Diamo anche un aggiornamento, Giacomo, scusa, Certo. perché chi ci guarda a casa. Allora, del campo 3 sono rimasti Simone Papa e Eric Houston, il punteggio di 11-2 per Eric, però adesso un brutto scarto, rimangono appunto a terra e 3 bocce per Simone, che può riaprire un po' la partita, anche se abbiamo visto un Simone, l'abbiamo già detto stamattina, un po' falloso appunto, che ha la sua forza, anche tu lo conosci bene Simone, certo. è vero? Simone nasce come puntatore e fa Ha di fatto quello la anche sua grandi forza, risultati, esatto, però ricordare il titolo che ha vinto con sì. Pegoraro per esempio. Sì, puntatore di Stefano Pegoraro a coppie. E invece al campo 4 sono 9-6 scusate, in questo momento fra Galeano e Danna. Galeano ha la bocciata per portarsi sul 10-6. Abbiamo visto Trucco 11. sì, boccia colpita 10-6 ci sembra sicuramente il quarto di finale dal punto di vista tecnico più tirato il campo 4. Sì. Cosa dici, Giacomo? Assolutamente, perché comunque ho avuto un avversario che comunque mi ha lasciato abbastanza spazi molte volte in cui ne ho approfittato, però ho visto che da quel campo, quelle volte che ho buttato l'occhio, stanno giocando molto molto bene. Sì. Adesso cerco di portarvi i nostri microfoni anche a Andrea, faccio il giro dei semifinalisti. Buon, ci Ti vediamo, ringrazio ciao. Giacomo, ti lascio andare a concentrarti, grazie Grazie. dell'aiuto. Sta arrivando ai nostri microfoni mio pupillo nonché amico Andrea Carlin. Io ho detto scusate se ogni tanto sono un po' di parte, ma d'altronde giocando in casa. Andrea, ciao, sei il secondo semifinalista dopo Giacomo. Cosa ci dici, le tue sensazioni? Ho spiegato prima che non vieni da un periodo probabilmente di gran allenamento, essendo tu universitario, quindi siamo in piena sessione d'esame, però questa è la tua competizione, ho letto il tuo palmarès, il titolo argento e bronzo, non ti mancava niente, sei sicuramente uno degli atleti da battere per questa competizione. Cosa dici? Lo portiamo sto titolo italiano a Belluno? Il team mi strizza un attimo. Sì, l'università viene prima di tutto, è vero, però questa è la gara a cui ci tengo di più in assoluto. Sono già contento che in 4 anni sono riuscito a fare 4 podi. Sì, sicuramente. Questa è la tua gara. Speriamo bene, sì, si nota che non sono in piena forma, però io sostengo che queste gare si vincano appunto. L'abbiamo sottolineato anche noi stamattina perché tu conosci molto bene Simone, che in questo momento ricordo il risultato è 11-2, Simone ha 2 punti a terra. Anche Simone è un po' un giocatore come te, l'abbiamo detto diverse volte, che fa del punto probabilmente la sua forza, l'abbiamo visto un po' in difficoltà stamattina. Tu lo conosci bene, cosa dici per il proseguo di questa partita? Mancano 33 minuti, 3 punti a terra, quindi andiamo 11-5. Cosa dici conoscendo Simone? 11-5, 33 minuti, 4 scarti, la partita è ancora aperta. Lo vediamo, anche perché Justin è partito fortissimo stamattina, cosa dici? Ci è sembrato quello veramente la prima ora di gioco, il più preciso di tutti. Adesso si è un po' disunito e Simone ha trovato un po' di spazio, però per vincere deve tenere la media con cui ha iniziato. Sarà dura, però se Simone tira fuori le sue qualità da puntista, Houston non deve più viene ancora una bella niente. partita, sì. Invece al campo 4 abbiamo sottolineato diverse volte, forse è la partita più bella da seguire, Alessio Danna e Giorgio Galeano. Giorgio Galeano, dicevamo, un outsider, l'abbiamo detto più volte, che sta conducendo 10-6. Adesso ha una brutta mano perché ha già bruciato 2 bocce su un accosto di Alessio Danna che ha circa 1,20 m. Come la vedi quella partita ieri? L'abbiamo vista insieme la prima partita di Galeano, l'abbiamo sottolineato più volte, prima partita ha fatto neanche un errore in bocciata, ci sembrava forse quello più dal punto di vista della media più arrivato con veramente determinato. La seconda partita sono andati a giocare. Sì, tu l'hai visto anche la seconda partita, bravissimo. Cosa dici? Senza prove, in bocciata, perfetto. Appunto ha giocato veramente bene. Infatti non è durata molto la partita con la Rebora. Questa mattina non ho guardato molto gli altri campi, però dai colpi che sentivo mi pare che sia quello che sta colpendo di più. Sì, adesso un buon acquisto. Poi adesso è Dana, 3 bocce contro 1, Dana in bocciata. Vediamo il punteggio, ricordiamo 16-6, quindi la partita è completamente aperta. Noi adesso vediamo così. Sì, se vuoi mettere la parte dello perfetto. Eccoci qua, come dicevo, la bocciata Alessio Danna, 10-6, 30 minuti da giocare.
scarto a favore suo in questo momento. L'abbiamo fatto con tutti, Andrea, lo facciamo anche con te. Ci dai un favorito, un nome, ovviamente non il tuo, per la vittoria finale. Cosa ci dici? Chi è l'avversario che temi di più in questo momento, avendoli visti giocare? Io dico Giacomo Ormellese. Giacomo Ormellese. Quindi facciamo rimanere il titolo a est. Speriamo. Sì. Adesso ottimo acquisto a costo di Eric su una prima boccia di 1 metro di Simone Papa. Andrea, io ti lascerei andare perché so che sei in preparazione per la semifinale. Grazie mille, alla prossima, ciao a tutti. Primo errore di Alessio Danna, come vi dicevo, su uno scarto che era a suo favore. Seconda boccia colpita, quindi rimangono una boccia pari, punto a terra Alessio Danna, 30 minuti da giocare. E io Renato adesso vedrei, vado in cerca della Caterina Venturin, se ha Sì, voglia se ce di la parlare. porti qua, esatto, facciamo una se chiacchierata, voglia. anzi anche da casa, se avete qualche domanda da fare ai ragazzi in live gliela facciamo più che volentieri, basta che ce lo comunicate nel sito. Adesso brutto accosto di Simone, vi dicevo è in difficoltà. Simone è un giocatore dalla media appunto molto più elevata di quello che sta facendo vedere questa mattina. Credo che la boccia lunga di Houston gli lasciava spazio per poter fare una buona giocata. Giorgio Galeano prende il punto, vediamo cosa decide di fare di Alessio Danna, se andrà in bocciata o se decide per l'accosto. Va in bocciata, 10-6, boccia a colpire per andare a 7. Simone all'accosto della terza boccia. Altro brutto accosto di Simone. Temo che la partita... Facili, tipo quando sono nata. Abbiamo qui l'onore di avere la nostra Caterina Venturini. Il suo palmarès non ve lo ricordo perché l'ho già ripetuto diverse volte stamattina, che è appena stata sconfitta ai quarti di finale da Giacomo Ormellese. Buongiorno Caterina. Buongiorno a tutti. Cosa ci dici di questo Giacomo Ormellese? Qua lo danno, in tanti lo danno per favoriti, tu ci hai giocato contro, poi i ragazzi che sono qua stamattina li conosci quasi tutti. Chi vedi un po' come favorito per la vittoria finale? Ci stiamo un po' sbilanciando visto che è il momento dei pronostici arrivati alle semifinali. Cosa dici? Allora, Giacomo indubbiamente ha giocato benissimo, quindi bravo a lui. Anche ieri sera ha fatto un'ottima partita. All'est lo diamo tutti per favorito, visto tutti i risultati che ha fatto quest'anno in B e anche ai campionati italiani. Poi ogni partita è a sé, quindi ho visto benissimo anche Andrea, quindi una bella partita alla semifinale, sarebbe una bella partita Andrea contro Giacomo in finale. Poi vinca il migliore, insomma. Poi è anche un compagno di squadra che sta giocando, no? Eric, io l'ho sottolineato molte volte, ha fatto un'ora di gioco stamattina, Eric veramente precisissimo. Adesso si è un po' disunito, però credo che avrà le bocce per fare la partita. Cosa ci dici Eric in questo periodo? Anzi, ha finito adesso in questo momento, quindi il terzo semifinalista è Eric Houston del Butrio, che ha battuto Simone Papa. Cosa ci dici Eric? No, io sono contentissima per lui, è pochi anni che gioca, ha cominciato un annetto dopo di me negli under 18 e negli ultimi anni sta giocando bene, diciamo ha molta passione, molta voglia di migliorare e quindi sono felicissima di questo risultato, anche perché lui non aveva fatto nessun risultato a livello italiano. Sì, l'abbiamo sottolineato anche prima, i due vergini dal punto di vista dei tricolori erano proprio lui e Giorgio Galeano, che sono i due outsider, no, di questo campionato. Anche Galeano, non so se tu lo conoscevi, io lo seguo da ieri pomeriggio, veramente è arrivato qui in gran forma, preciso. Io l'ho dato lui come mio favorito. Tu cosa dici? Non lo so, io naturalmente per Erlich faccio il tifo perché è mio compagno di squadra, cioè siamo sempre assieme, siamo amici e quindi faccio il tifo per lui. Sulla carta non è il più forte, se sono sincera. Vediamo. Dicevamo prima, la prima volta che facciamo i campionati italiani a Belluno Under 23,
terreni nuovi vince sempre un outsider, questo è quello che abbiamo detto, quindi gli facciamo anche l'in bocca al lupo anche a lui, anzi se adesso me lo fai venire qua ai microfoni ci facciamo dare un saluto anche da Eric, ringraziamo Caterina per essere stata qua con noi e ci vediamo poi nel pomeriggio. Sì, certamente. Beh, ottimo, grazie. Seguiamo l'ultima partita rimasta, l'ultimo quarto di finale rimasto fra Alessio Dan e Giorgio Galleano. Ti lavi le mani poi vieni qua con noi. Abbiamo qui anche il terzo semifinalista, così vi faccio dare un parere a caldo da tutti. Ricordiamo forse il quarto, l'abbiamo sottolineato più volte, più bello della mattinata, sono 10-7 per Giorgio Galleano, però brutta mano per Alessio Dan in questo momento che devono andare sul pallino salvezza, mancano 25 minuti. Lo seguiamo Paolo, ho paura che anche quel quarto lì, se Alessio non colpisce il pallino, sia destinato Vediamo. per la sua strada. Ha colpito solo la boccia. Comunque come prevedevamo Sì. il campo numero 4, Assolutamente. I due ragazzi piemontesi stanno Stanno dando dando spettacolo. battaglia, sì. 10-7, adesso mano a favore di Galeano, 10-7, 3 bocce contro una e brutta boccia lunga di Alessio Dana di accosto. I nostri pronostici fino adesso sono mantenuti, Paolo, Sì. cosa dici? Giacomo, Sì. Andrea e Eric. Justulin. Abbiamo per oggi pomeriggio abbiamo Eric Justulin della Butrio, Andrea Carlin del Dolada, Giacomo Ormellese del 90 e Buon accosto di Galeano. vedremo nel campo numero 4 chi sarà il vincitore, perché come già detto stamattina è una partita molto equilibrata, stanno giocando tutte e due molto bene, vanno bene in accosto e vanno bene al tiro. Ricordiamo l'arbitro di gara Bertino Inca, che è appena sceso nel terreno di gioco per seguire l'ultimo quarto di finale. Sarà l'accosto Alessio Danna, ricordiamo 10-7 per Giorgio Galleano e scarto a favore suo, messo buon accosto di Alessio, credo prenda Paolo. Ma le bocce mi Non so, sembrano, se non prende è a rischio di vincere io la credo, partita. io credo che l'abbia preso, ci ha dato Sì, un'occhiata a ben Galliano, bocciato. ha dato preso soltanto Alessio un'occhiata. Due bocce a Giorgio Galleano per portarsi sul 12-7, quindi forse dare lo strattone finale Sì. alla partita. Cosa dice Paolo? Se prende con la prima e magari facesse un bel carro, Vediamo. ai, Buco di Giorgio. tirata leggermente storta. Adesso rimane con la bozza da colpire per andare 11-7, altrimenti andiamo 10-8 per la seconda volta la partita che poteva chiudere Giorgio, se la ritrova. Riapre. Sì, sicuramente. Però adesso vanno alla misura, dovevano misurare prima. Forse ritenta il tiro. Sì. Sì, vediamo che va in bocciata. Ancora Giorgio Galleano in bocciata. E colpisce. 11-7. 11-7. Mancano 22 minuti al fine del quarto di finale. Vi ricordiamo Alessio Danna, Beinette, Giorgio Galleano, Forti e San Cuneo. Chi di loro vince troverà in semifinale Andrea Carlin, mentre l'altra semifinale è fra Eric Justulin e Giacomo Ormellese. Ricordiamo che poi oggi pomeriggio le semifinali inizieranno alle ore 14, vero Paolo? Proseguiremo nella diretta. Oggi pomeriggio proseguiremo dopo la pausa pranzo e
sentiremo l'arbitro quali campi sorteggerà per per le semifinali. Sì, perché vengono degli incroci. Sì, Eric contro Giacomo. Primo accosto corto di Giorgio Galeano, 1,5 m credo, Paolo, vero? Sì, buon 1,5 m. Vediamo Alessio. Credo che Alessio per recuperare la partita deve aumentare un attimino la sua media di accosto, vero? Cosa dici, Sì. Paolo? Si è trovato un po' forse in difficoltà in accosto stamattina, però sicuramente è un bellissimo incontro fra i due ragazzi piemontesi. Vediamo la boccia di Danna. Credo l'abbia infossata. Corta. Ho detto che si è trovato un po' in Corta difficoltà 2 stamattina nell'accosto, sicuramente. Giocata male. Forse anche un po' di tensione. Siamo verso la fine della gara. Diciamo che ti dirò, quella è la parte del campo ieri è legata, quindi forse hai sentito un pochino della... Sì, corre un po' meno. Questa passa, prende il punto, anche se lo prende dietro al pallino di un buon 90 cm, 80-90 cm. E Galeano credo giocherà, appunto, non credo vada in bocciata. Penso anch'io accosterà. Se La riesce a boccia passare, sua davanti. se riesce a passare quelle corte. Gioca sempre da 50 laterale al filo. Sembra La boccia giocata corre, se non prende lunga. brutto accosto. È brutto accosto, ma io credo che questi accosti non precisi siano dovuti al fatto anche che il campo, quella parte del campo ieri è stata allagata, quindi stamattina è stato riportato, sì, è stata riportata un po' di sabbia e quindi magari non è molto perfetta come gli altri tre. È stato fatto il possibile, comunque un gran lavoro perché l'acqua era fino in mezzo al campo. Sì. E già giocare questa mattina è stato quasi un miracolo. Poi magari anche la tensione, Certo. Mancano circa 20 minuti, mancano 17 minuti alla fine, questa sembra buona, sì, Questa è buona. buona, questa è 10 cm dal pallino, giocata benissimo, sicuramente Danna andrà alla bocciata. Con il rischio della carambola, però. a questo Rischia la punto- carambola, ma dichiara solo la boccia. Io a questo punto avrei dichiarato Sì, anche il pallino, perché concordo. comunque Tiro sbagliato. un tiro Bocciata sbagliato e comunque la possibilità magari di farla anche leggermente corta. Esatto. Prendi il pallino. Vediamo. Colpita, È colpita, però, però carambolato. il punto rimane sempre di Galeano. 2 punti di Galeano, Due che ha la punti di boccia Galeano. per vincere la partita. Se avesse dichiarato il pallino, scarto nullo, si ricominciava da capo. Fosse stato un Adesso errore corri il questo. rischio di perdere 2 punti E perde partita. e perdere la partita. È stato sicuramente un errore. È una scelta tecnica che Discutibile. discutibile, certamente. Questa prende il punto. Sì, prende il punto largo. Se colpisci pulito, Anche Galeano vince volesse, partita.
infatti va in bocciata, anche col carambolasse la sua rimane sì, sempre un col punto, punto per terra e quindi si porterebbe a 12. Bocciata importante. Se la porta via pulita fa la Abbiamo il partita. quarto semifinalista. Abbiamo il quarto semifinalista. Vediamo la sua concentrazione. Lancio. Ha colpito. Colpita. È rimasta quella di Alessio. Vanno alla misura perché comunque sono molto distanti tutte e due. 1,50 m. 1,50 m. Sfortunato, molto sfortunato. Sì. Niente. Uno di danno. 11 a 8. Danna si avvicina con questo tiro un po' sfortunato di Galeano, di Giorgio. Siamo sul punteggio di 11 a 8. Mancano circa 15 minuti al termine. Speriamo non abbia ripercussioni sui prossimi scarti questa bocciata. Primo lancio del pallino di Danna che è uscito dal campo di gioco. La prima volta che vediamo un pallino sotto la linea dei 15 metri. È su un posto non facile. Vediamo dove si accosta. Si posiziona a filo. Lancia la boccia, bella accosto, bellissimo accosto, 10 cm dopo il pallino. Potrebbe essere stata una svolta quella bocciata alla sua. Sì. Vediamo, il tempo non è molto. Giorgio va al tiro, Sì. dichiara solo la boccia. Lancio leggermente storta. Deve ritrovare un po' la concentrazione, Giorgio. Cosa dici? Marcherà anche il pallino? Io marcherei subito bocce boccino, sì. Anche se è dietro, però marcarlo subito. Forse vediamo dove accosta. Deve fare un accosto piuttosto corto che dietro il pallino. Mi sembra che sia piuttosto larga e lunga. Giocata molto male. Giocata molto male. Adesso è obbligato a tirare il pallino. Sì. Se vuole salvare lo scarto, è obbligato a tirare il pallino come sta facendo. Infatti ha segnato bocce e pallino. C'è un po' di brusio da parte del pubblico. Colpisce la boccia. Solo la boccia. Colpisce la boccia. Vediamo, Danna va all'accosto sicuramente.
Ecco la costa di Danna, mi sembra buona, Molto buona. molto buona. Adesso si è posizionato davanti al pallino, quindi Giorgio ha difficoltà anche ad accorciare. Se prima la boccia dietro poteva anche fare un accosto magari corto e poi tirare la boccia, adesso deve per forza di cose andare all'accosto. Può ancora salvarsi se riesce a Le mani- imballare quella dovrebbe impallare la boccia. Sì. Dovrebbe impallare la boccia, vediamo dove va. La giocata è buona, Giocata bene. giocata benissimo. Sì. Tocca quel po' che basta il pallino per fare anche il punto. Vediamo cosa decide Alessio. E segna anche il pallino. Io trovo una decisione giusta. Giustamente. Rilascio, Colpita. perfetta. Colpisce la boccia pulita. 10 minuti al termine, Alessio ha la bozza per andare sull'11-10. Una partita molto interessante questa, tirata fino alla fine. L'avevamo detto, è stata una svolta la bozzata Eh sì, della mano prima. Un po' di sfortuna, però ci sta. mi sembra corta. No, arriva. È 11 a arrivata a 10. 2 punti. Sì. Danna sta recuperando punticino su punticino. E il tempo lo permette, giocando 2 ore individuale. No, si può recuperare anche partite Sì. compromesse. Puoi recuperarle come perdere di brutto. Giusto. E adesso vedrai che Danna butterà il pallino sulla prima riga o un metro dentro, non credo cerchi giochi strani. Infatti, pallino appena dentro la prima riga, 10 cm circa, un accosto corto. Un po' che le queste. Ma chi difese? Buona bozza di Alessio, 60 corta ma sulla strada. Leggermente larga, Sì, leggermente larga. non è riuscito a sistemarla, a posizionarla davanti al pallino come era sua intenzione. Però potrebbe fare gioco la bozza. Vediamo Giorgio all'accosto. I giri sembrano buoni. Buona, buona, Anche la buona. direzione. Grande Questa fa gioco. Sì. Vediamo Alessio che ha fatto qualche bozzata corta durante la partita. Vediamo questa. La prima bocciata corta e finora non abbiamo visto neanche una di corta. Storta. Tirata leggermente fianca. Andare sul pallino, penso, molto probabilmente. Bah,
Infatti segna il bozzino. Infatti, segna il pallino. Potrebbe andare bene anche la boccia. Potrebbe anche andare bene la boccia, però Io penso che boccerà il pallino. colpisci la boccia, dai sempre comunque la possibilità della partita esatto. all'avversario. Corta. Bocciata sul segno e la boccia non è buona. Quindi questo scarto potrebbe essere decisivo. Sì, questo scarto Il pallino corto non ha, non ha portato, non ha portato per fortuna. no. Dovrebbe comunque fare un accosto, dovrebbe imparare comunque la boccia. Vediamo Alessio che gioca. Sembra lungo. Sembra lungo, lunghissimo. Potrebbe Ha anche cercato dargli la l'impallo. Lui ha cercato magari colpire anche la sua, portarla magari più avanti, smezzarla. 3 bocce per vincere la partita. Beh, intanto ne ha al 12° punto per terra e ne basta una. Basta 1 su 3. Se questa potrebbe giocarla anche corta 1 metro e bocciare l'altra, ma questa qua gioca, mi sembra larga, Può essere larga, sì. Leggermente larga. Ma io arrivati a sti punti direi ho 2 bocce in mano, la boccio, tiro la boccia di Alessio, quella di sinistra, Forse anche prima allora, anche con la prima subito. Sì. Però ha giocato bene la prima boccia a punto, quindi si sentiva sicuro magari. Adesso però se carambola vince lo stesso. Anche perché anche se carambola è sempre la boccia laterale e l'altra. Questa sembra meglio. Vediamo. Ecco qua, bravo Giorgio. E abbiamo il quarto finalista che giocherà la semifinale contro Carlina Andrea della Dolala. E l'altra semifinale sarà Eric Justolin e Giacomo Ormellese. Alle ore 14 inizieranno le semifinali. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno guardato fino adesso e diamo appuntamento alle ore 14 dopo pranzo per vedere le semifinali. Ricordiamo che gli abbinamenti saranno Galeano Giorgio contro Carlin Andrea e Justolin Eric contro Ormellese Giacomo. Arrivederci alle 14. Ciao a tutti.